Allora, Don Cesare Contarini mi ha chiesto di affrontare come argomento il simposio. Però quando parliamo di simposio parliamo di due cose che non sono esattamente coincidenti. La prima è il titolo di un dialogo di Platone che è intitolato appunto Simposio. Ma simposio è, prima ancora che un dialogo di Platone, una cerimonia religiosa particolarmente importante nel mondo greco. E allora io partirei da questo secondo aspetto, cioè cercare di capire in che cosa consisteva il simposio greco, a differenza delle molte interpretazioni fuorvianti che ne sono state date. Vi dico subito, anche in rapporto al dipinto di Renoir che abbiamo visto, che il simposio non coincide con la cena. Anzi, siccome qualche volta il titolo del dialogo di Platone è tradotto in italiano col termine convito, vi ammonisco subito a non usare questo termine, perché convito viene da cum victum, che vuol dire cibarsi insieme, mentre il simposio, lo saprete certamente, viene da synpinein, che vuol dire bere insieme. Quindi il simposio non coincide con il momento della cena, anzi comincia quando la cena è finita. So che siamo abituati ad alcune rappresentazioni cinematografiche in cui vengono rappresentati ad esempio i banchetti dell'antica Roma o dell'antica Grecia. Ecco, quelle rappresentazioni sono fuorvianti, non hanno niente a che vedere col simposio, perché il simposio è una cerimonia religiosa che si svolge secondo una liturgia estremamente rigorosa, con il rispetto di norme meticolosamente stabilite. Se proprio vogliamo trovare un accostamento del simposio, spero che Don Cesare non si scandalizzi, il simposio assomiglia di più alla celebrazione dell'Eucarestia, cioè un rito religioso, nel caso del simposio in onore di Dioniso, la divinità greca probabilmente più enigmatica ma anche più inquietante e rappresentativa, e non ha nulla a che vedere con la consumazione del cibo, che deve essere terminata quando comincia il simposio. Bene, in che cosa consisteva il simposio? Allora immaginate un ambiente abbastanza ampio, intorno sono disposti i lettini. Ricorderete certo che la consuetudine nel mondo antico è di consumare il cibo semi-sdraiati su appositi lettini. I lettini sono disposti in forma circolare per sottolineare la pariteticità di coloro che partecipano al simposio. Non c'è nessuno che sia più importante di altri. Sono disposti in circolo intorno a un cratere, a un grande vaso centrale che contiene il vino, o meglio, che contiene la spremuta di uva dalla quale si ricava il vino. E così entriamo subito in uno degli aspetti più importanti del simposio, nel senso che nel simposio si beve insieme, si beve il vino, ma il vino non può essere consumato puro,
deve essere consumato sempre rigorosamente diluito con acqua in proporzioni che sono sempre stabilite molto rigidamente. Le proporzioni prevalenti erano 3 parti di acqua e 2 parti di vino, oppure 2 parti di acqua e 1 parte di vino. Chi trasgrediva queste indicazioni o era manikos, che in greco, come sapete, vuol dire folle, matto, o diventava matto perché aveva consumato il vino puro. Il vino puro produceva follia. Noi probabilmente possiamo rimanere sorpresi da questa consuetudine di annacquare il vino, ma dobbiamo tenere presente che per esigenze di conservazione la spremuta d'uva era conservata in forma di mosto, aveva una gradazione intorno ai 18 gradi, per cui poteva essere consumato soltanto diluito. Alcune fonti antiche ci riferiscono di un personaggio molto noto nel mondo antico, Cleomene lo Spartano, di cui si raccontava che siccome aveva soggiornato a lungo presso gli Sciti, e gli Sciti, in quanto barbaroi, consumavano il vino puro, anche Cleomene ha imparato a consumare il vino puro ed è impazzito. C'è poi un esempio che raccomando di più alla vostra attenzione perché è più interessante e ci viene dall'Odissea di Omero. Ricorderete certamente l'episodio dell'incontro tra Ulisse e Polifemo. Omero ci tiene molto a sottolineare che Polifemo non ha niente di umano, anzi, per dirla tutta, che è una vera bestia. E per farcelo capire fino in fondo, enuncia una serie di caratteristiche di Polifemo che ci fanno capire che è una bestia. La prima caratteristica è fisica. Polifemo ha dimensioni gigantesche, ha un solo occhio al centro della fronte, non ha niente di umano dal punto di vista fisico. In secondo luogo, Omero sottolinea come Polifemo intrattenga un rapporto affettivo con le sue greggi, a cui si rivolge parlando come se le greggi potessero capire e rispondere. E poi, attenzione, Polifemo è una vera bestia per altre 2 ragioni molto più importanti. La prima ragione è che Polifemo beve il vino puro e mal gliene incoglie, tanto è vero che bevendo il vino puro si addormenta e durante il sonno Ulisse può accecarlo. E poi c'è un'ultima considerazione, la più importante di tutte, che Omero evoca per provocare in noi, spero che la provochi anche in voi, indignazione. Polifemo è una bestia perché intrattiene un rapporto affettivo con le greggi, perché è di proporzioni gigantesche, perché beve vino puro, ma soprattutto perché non rispetta le regole della xenia, cioè non rispetta le regole dell'ospitalità nei confronti dello straniero. Solo una bestia può rivolgersi allo straniero anziché accoglierlo, come è consuetudine in tutto il mondo greco e anche in buona parte del mondo latino. Invece che accoglierlo, Polifemo si mangia i 2 compagni di Ulisse. Ecco, sarebbe interessante capire
quale giudizio darebbe Omero di noi, della nostra società, circa il rispetto della xenia. Rispettiamo le regole dell'ospitalità, accogliamo lo straniero, siamo accoglienti nei suoi confronti o siamo delle vere bestie come Polifemo? Torniamo al simposio greco. Come si svolgeva la serata? I partecipanti al simposio eleggevano un simposiarca che aveva l'incarico di stabilire le regole. E pensate un po', le regole erano le più diverse, si trattava di stabilire se bere pros bian o pros edonen, e cioè se bere per forza una certa quantità di vino o bere pros edonen, cioè secondo il proprio piacere, senza sentirsi costretti a bere di più o a bere di meno. In secondo luogo, una seconda regola che era fissata dal simposiarca era la quantità della diluizione, a 2, a 3, a 4 di diluizione. Terza regola, fino a che ora si doveva proseguire nella cerimonia del simposio. Pensate che in quello di Platone, sulla base delle indicazioni del simposiarca, si va avanti fino all'alba per poter discutere fino in fondo del tema previsto. Ma è fondamentale che tutti rispettino la necessità di limitare il consumo del vino, perché il vino fa male alla salute se preso in grandi quantità. Vi leggo un brano brevissimo che è particolarmente interessante, perché è quello che Eubulo fa dire a Dioniso. Questo andrebbe messo in tutte le osterie italiane, questo brano, perché sentite che cosa dice. Le persone morigerate devono bere solo 3 coppe, una per il brindisi, una per l'amore e una per il sonno. A questo punto, se una persona è saggia, va a casa e termina la serata. Se resta, dopo aver bevuto 3 coppe, avrebbe fatalmente scoperto che la 4ª coppa apparteneva alla violenza, la 5ª colpa al chiasso, la 6ª all'allegria dell'ubriachezza, la 7ª coppa agli occhi neri. Ma badate, gli occhi neri che sono quelli che ci si procura facendo una rissa. L'8ª al tribunale, la 9ª all'attacco di fegato e la 10ª alla follia e alla distruzione del mobilio. Sono indicazioni molto sagge che venivano accompagnate da una raccomandazione a diluire maggiormente il vino, proprio per evitare di procurarsi gli occhi neri. Allora il simposiarca stabiliva anche quale fosse l'argomento di cui bisognava discutere in quella serata. E si sviluppa allora una consuetudine che è una consuetudine bellissima del mondo greco, e cioè ciascuno prendeva la parola quando era il suo turno, non interrompeva qualche altro simposiasta mentre stava parlando, non gli dava sulla voce, non aveva un tono arrogante, ma doveva tentare di argomentare intorno al tema che era stato proposto
con pacatezza e proprietà di linguaggio. Voi ricorderete certo che quando è il caso del simposio di cui parla Platone, in quel caso l'argomento che è stato scelto è chi è Eros, chi è amore e quali sono le sue opere. E tutti coloro che sono seduti da sinistra a destra intorno al cratere centrale a turno prenderanno la parola per rispondere all'interrogativo: che cos'è l'amore, in che cosa consiste e quali sono le sue opere. Ma attenzione, proprio perché è una cerimonia religiosa che si svolge secondo regole meticolosamente stabilite, il simposio non prevedeva la presenza delle donne. Anzi, era consuetudine che si terminava la cena, si provvedeva a ripulire le mense e poi veniva allontanata la flautista che in precedenza aveva lietato la serata con la musica, e venivano congedate anche le donne che avevano aiutato alla preparazione della cena precedente al simposio. Alle donne era proibito assistere e partecipare al simposio. Questa è una conferma di un fatto saliente, e cioè durante il simposio si affrontavano i misteria, cioè le cose segrete, e le donne non potevano avere accesso ai misteria, erano pertanto escluse dalla partecipazione al simposio. Credo che in particolare le giovani studentesse presenti sappiano che questo atteggiamento era un riflesso di un'attitudine da parte della cultura greca molto diffusa. È una cultura fondamentalmente maschilista che relega la donna in una condizione di subalternità. La donna è esclusa dal godimento di tutti i diritti civili e deve restare in casa. C'è un proverbio veneto, io non sono veneto d'origine, ma c'è un proverbio veneto che dice che la piasa, la tasa, la staga a casa. Ecco, per i greci era pressappoco così, anche se non era poi così tanto importante che piacesse, perché serviva per la riproduzione. Per il piacere l'uomo greco aveva l'etera, cioè la prostituta, e aveva in qualche caso anche un amante che si affiancava alla moglie. La moglie era tenuta a stare a casa, e non in tutta la casa, in quella parte della casa riservata alla ginè, alla donna, che era il gineceo. Bene, in questo quadro attiro la vostra attenzione su un punto molto importante. Le donne sono escluse dal simposio, le donne non possono accedere ai misteria. Sarebbe un sacrilegio se potessero assistere alla discussione del simposio, eppure nel simposio di Platone la verità sull'amore la rivela una donna. È uno degli aspetti più problematici ma anche più interessanti del dialogo di Platone, sul quale poi ritorneremo. Le donne che sono escluse dalla presenza fisica al simposio sono quelle che attraverso il discorso che Socrate dichiara di aver ascoltato da Diotima, sono quelle che dicono la verità sull'amore. D'altra parte, vi do un altro spunto, poi mi fermo, non è l'unica eccezione. È vero, le donne sono
fondamentalmente discriminate nel mondo greco antico, eppure alcune figure femminili sono le grandi eroine di alcune rappresentazioni drammaturgiche. Pensate a figure come quelle di Antigone o di Alcesti, che stanno a sottolineare come la cultura maschile avrebbe tentato di emarginare la donna, ma è così forte, così imperiosa la presenza della donna in contesti di vita di comunità, che i tragici restituiscono questa grandezza facendo delle donne le grandi protagoniste di alcune tragedie. Allora mi fermo perché dobbiamo vedere un altro quadro e nella seconda parte della nostra chiacchierata parlerò esclusivamente del simposio di Platone. Qui però vorrei che rifletteste su un punto. Ciò a cui stiamo per accedere attraverso il racconto di Platone è una cerimonia religiosa. È una cerimonia religiosa che culmina, come culmina la celebrazione dell'Eucaristia nel momento della consacrazione, nel caso del simposio culmina con la rivelazione della verità. E allora noi non capiremmo nulla del dialogo di Platone se non tenessimo in presente il contesto in cui si svolge il dialogo e la finalità a cui il dialogo è orientato: dire la verità sull'amore. Ed è quello che noi cercheremo di capire subito dopo questa pausa nella seconda parte della nostra chiacchierata. Mi auguro che anche qualcun altro abbia avuto la curiosità di leggere questo, che è certamente uno dei dialoghi più noti, più commentati, più ripresi, intorno a cui non a caso vi sono state anche alcune trasposizioni cinematografiche. Anzi, siccome per lo più quando al cinema si parla di filosofia se ne parla malissimo, in questo caso vi segnalo un'eccezione che potrebbe essere interessante. C'è un film di Marco Ferreri che è intitolato Il simposio di Platone, che riprende rigorosamente le stesse parole di Platone e mette in scena in maniera molto convincente e filologicamente accurata il simposio e il simposio di Platone. Allora, siamo nella sala del simposio. Il simposiarca ha definito il tema, si affronterà l'argomento dell'amore e ciascuno dei simposiasti, nell'ordine in cui sono collocati intorno al cratere centrale, farà il suo logos, pronuncerà il suo discorso rispondendo alla domanda: che cos'è l'amore? Allora, io non vi voglio annoiare ricordandovi tutti i discorsi che vengono pronunciati, perché la mia convinzione è che il discorso certamente più suggestivo, ma al tempo stesso anche quello filosoficamente più importante e rigoroso, è il discorso che viene pronunciato da Aristofane. Allora, probabilmente molti di voi ricorderanno, Aristofane è un personaggio storico, cioè è l'autore di numerose commedie. In una di queste commedie, quella che è intitolata Le nuvole, viene anche messo in scena un personaggio che si chiama Socrate e che nella commedia è ridicolizzato. Socrate se ne sta su una cesta che sovrasta la scena del teatro e questa
Cesta si chiama pensatoio, di solito se ne esce con affermazioni quasi deliranti. Insomma, Aristofane non era esattamente un estimatore di Socrate, anzi lo mette chiaramente in ridicolo. E ciò nonostante Platone, allievo e particolarmente legato al maestro Socrate, a mio parere nel discorso che mette in bocca ad Aristofane ci dice qual è, secondo Platone, la verità sull'amore. Di solito il discorso di Aristofane viene raccontato senza premesse. E qui io mi permetto di raccomandare ai miei colleghi che insegnano in questa scuola di non trascurare invece quello che precede immediatamente il discorso di Aristofane. Forse qualcuno di voi lo ricorderà, è il turno di Aristofane, tocca a lui parlare, se non che gli è accaduto un incidente. Probabilmente ha mangiato troppo e ha bevuto troppo, gli è scoppiato il singhiozzo. Allora si rivolge al commensale, al simposiasta che gli sta vicino, che è Erisimaco, un medico, e gli dice: ti chiedo 2 favori. Il primo favore è quello di sostituirmi nell'ordine, perché non sono in grado di parlare per via del singhiozzo. Quando mi sarà passato pronuncerò il mio discorso. Il secondo favore che ti chiedo, visto che sei un medico, è di darmi una cura per il singhiozzo per farmelo passare. Ecco, di solito i commentatori del dialogo di Platone questa parte che vi ho appena raccontato la saltano considerandola poco importante, e a mio giudizio invece è fondamentale per inquadrare bene il discorso che poi Aristofane pronuncia. Perché che cosa fa Erisimaco, il medico? Il medico dà a Aristofane le indicazioni che usiamo ancora oggi per la cura del singhiozzo, compresa quella di bere dei bicchieri d'acqua senza respirare, vi ricordate? Poi Erisimaco dice: se non ti passa, cerca di somministrare lo sternuto. Con lo sternuto ti dovrebbe passare il singhiozzo. Non sembra un dialogo di Platone, sembra quasi una pièce teatrale, e invece è profondamente importante questo riferimento. Perché? Perché quando poi Aristofane trova il momento per poter pronunciare il suo discorso, racconta che si è fatto passare il singhiozzo attraverso lo sternuto. Singhiozzo e sternuto sono 2 movimenti uguali e contrari. Uno è la immissione dell'aria, l'altro è l'espulsione violenta dell'aria. Se vogliamo rimediare ad una situazione patologica, dobbiamo intervenire con un movimento uguale e contrario a quello del morbo che ci affligge. E quello che Aristofane sta per dire sull'amore corrisponde esattamente alla stessa tecnica. L'amore è un modo per riparare ad una condizione, qual è la condizione umana, che è difettiva, che manca di un pezzo. E la riparazione, il rimedio a questa mancanza è dato dall'amore. Allora voi capite che quello che dirà Aristofane nel suo discorso sull'amore
è nient'altro che la trascrizione di quello che è avvenuto col singhiozzo di Aristofane. Raccomando perciò ai colleghi di non trascurare questa parte. Quando è il turno di Aristofane che è guarito dal singhiozzo, credo che tutti i presenti lo ricordino, Aristofane pronuncia uno straordinario discorso sull'amore, straordinario perché a differenza degli altri logoi, degli altri discorsi, è un discorso che comincia riferendosi alla nostra natura di un tempo. Perché, dice Aristofane, in origine gli esseri umani non avevano la forma che hanno attualmente. Avevano una forma sferica, 2 teste, 4 gambe, 4 braccia e 2 sessi. E si muovevano, dice Aristofane, come gli acrobati che si muovono roteando sulle gambe e sulle braccia. Ed erano tremendi per forza e per arroganza. Una arroganza, una hybris che li aveva condotti al punto di tentare l'assalto al cielo, di insidiare il dominio degli dei. Allora, preoccupato per questa situazione, Zeus decide di intervenire e siccome non vuole privarsi dei sacrifici che gli esseri umani facevano agli dei, interviene in questo modo: taglia a metà gli umani originari, dice Platone con una bellissima immagine, come si fa con un crine tagliando un uovo sodo, o come si fa con le sorbe per metterle in conserva, tagliati a metà. Da quel momento, dice Aristofane, cioè dice Platone, gli esseri umani non sono interi, sono la metà di un intero, sono una frazione di un intero. E per questa ragione, per tutta la loro vita, vanno alla ricerca dell'altra metà con la quale ricostituire la forma piena originaria. E l'amore non è altro che la spinta a trovare l'altra metà che ci risana della nostra imperfezione, della nostra limitatezza. È un discorso straordinario per le implicazioni, qui mi piacerebbe sentire come l'avete interpretato voi, ma le implicazioni del discorso di Aristofane sono importantissime. La prima, l'amore non è semplicemente una passione, l'amore è una forza di risanamento della nostra imperfezione, del fatto che siamo metà, che non siamo un intero, siamo solo la metà di un intero. Quindi, a differenza di quello che molti altri filosofi sosterranno dopo Platone, per Platone l'amore ha una funzione di completamento ontologico. Senza l'amore noi restiamo metà, restiamo una frazione, non siamo compiuti, non siamo completi. Seconda implicazione fondamentale, questa di solito i commentatori non l'hanno vista, è del tutto evidente che con questa concezione Platone dimostra la naturalità e quindi la legittimità di tutte le inclinazioni sessuali. Perché? Perché se io, che sono maschio, facevo parte di un intero con 2 sessi maschili, è
è chiaro che per completarmi cercherò un altro maschio col quale ricostituire la forma piena originaria. E così, se femmina facevo parte di un intero, di una palla, di una sfera con due sessi femminili, cercherò una femmina. Chi invece faceva parte di un ermafrodito, cioè un sesso maschile e uno femminile, se femmina cercherà il maschio, se maschio cercherà la femmina. Ma tutto questo corrisponde alla natura, a quella nostra arcaia physis da cui Aristofane parte nel suo discorso. Cioè, badate, con tutte le chiacchiere che si fanno al giorno d'oggi anche per combattere l'omofobia, il discorso di Platone è forse la fondazione più rigorosa della naturalità di tutte le inclinazioni sessuali. Non ci sono le inclinazioni secondo natura e inclinazioni contro natura. Anzi, provate a pensare, il maschio che faceva parte di un intero maschile e non cerca l'altra metà maschile, lui sì che è contro natura. La seconda, se cerca di ricostituire la forma piena originaria. Terza implicazione, non solo l'amore non è follia, ma l'amore è una forza di risanamento. Io sono ammalato se resto senza l'altra metà, non se la cerco. Per cui cercare l'altra metà con cui riformare la sfera originaria è una forza di guarigione della vera malattia, che è quella che abbiamo se restiamo metà. Pensate poi, se non lo dico qua al Barbarigo non so dove dovrei dirlo, che il termine che viene usato da Platone per dire che ciascuno di noi è solo una metà è il termine symbolon. Platone dice ciascuno di noi attualmente è solo un simbolo e diventa un intero solo se ritrova l'altra metà con la quale costituiva originariamente l'intero. Ci sarebbero moltissime altre cose di cui parlare a proposito di questo discorso di Aristofane, ma ve ne propongo solo una per chiudere e ha la forma di un interrogativo. Nel discorso di Aristofane si descrive qual è l'origine è la arcaia physis, si descrive il processo di taglio degli esseri umani originari, si descrive la ricerca che ciascuno fa della sua metà. L'avrete notato quando noi usiamo nel nostro linguaggio familiare l'espressione la mia metà, alludendo al nostro compagno o alla nostra compagna, stiamo usando la metafora di Platone. La ricerca della propria metà è descritta da Aristofane, ma non si dice, non c'è nel dialogo nulla per rispondere a un interrogativo che mi auguro vi siate posti. Questa ricerca è destinata a trovare l'altra metà oppure è una ricerca votata al fallimento? Potremo ritornare ad essere rotondi o siamo condannati a restare simbola tutta la vita? Platone non ci dà una risposta definitiva, ci dice solo che nella ricerca dell'altra metà accade frequentemente che abbiamo l'impressione di averla trovata, proviamo a vedere se le due parti si congiungono e per un certo periodo sembra che la cosa funzioni,
salvo poi scoprire che non era quella la metà che cercavamo e ricominciare la nostra ricerca. E resta sospesa la domanda: ma cosa pensa Platone? Che questa ricerca presto o tardi, magari dopo aver superato alcune prove, aver verificato che non funzionavano certi rapporti, ma presto o tardi ci arriviamo a tornare a essere rotondi? Sì oppure no? Sarebbe interessante capire cosa rispondereste. Platone non risponde. Platone non risponde. Però io ho una convinzione che ho cercato di analizzare in alcuni miei scritti. Se voi ci riflettete, la letteratura occidentale, nelle sue varie componenti, ha elaborato alcune straordinarie storie d'amore. La storia di Eco e Narciso, di Orfeo e Euridice, di Tristano e Isotta, di Giulietta e Romeo, sono tutte storie d'amore infelici, tutte. Sono tutte storie d'amore tragiche, dall'esito tragico. E allora forse la risposta all'interrogativo di Platone è: siamo imperfetti, siamo incompiuti, siamo ciascuno di noi solo un simbolo, solo una metà. Per questa ragione continuiamo a cercare l'altra metà, ma anche se tante volte ci sembra di averla raggiunta, poi la ricerca riprende incessantemente, perché si tratta, come è nel caso della filosofia, di una ricerca che non ha mai termine. E allora forse quelle storie d'amore infelice dicono questa condizione di perenne e inestinguibile ricerca. Provate a rifletterci e leggete con molta attenzione questo straordinario dialogo di Platone.